Allora, per andare nel concreto dell'incontro di oggi, io ho registrato e poi mi integra il vice sindaco che era presente anche lui. Lui continua a chiamarmi il vice sindaco, ma tale non sono. Ah, infatti io volevo chiedere. Ecco, vede, Cioè, è chiaro. vice sindaco. Dai, Dopo 40 anni. Allora, Angelo Tabaro anche lui ha espresso il disagio per una situazione non prevista. Ha espresso preoccupazione, ha evidenziato la differenza tra dei voti tra il primo e il secondo turno, ha detto che non accetta il termine scippo che stiamo usando noi nelle nostre iniziative che faremo la prossima settimana e che abbiamo messo sul manifesto, perché, ha detto mi pare testualmente, non siamo noi responsabili della situazione, ma sono stati i cittadini a richiedere il cambiamento. Queste sono le frasi perfettamente usate. Lui non interpreta, non è d'accordo sul termine scippo perché sono i cittadini per lui che hanno ritenuto di voler cambiare il governo di questa città. Poi ha prospettato tre soluzioni, cioè noi abbiamo di fronte tre soluzioni. Tre ipotesi. Il sindaco si dimette, loro lo sa perfettamente che il sindaco non può dimettersi, perché se si dimettesse il sindaco non può più ricandidarsi per legge. Ha fatto l'ipotesi B, che sono il governo delle larghe intese, e la terza, ho usato questi termini perché le parole sono molto importanti, non ci sono le condizioni per governare e quindi il Consiglio si scioglie. Apro la parentesi, ci sarà una nostra iniziativa per far sciogliere il Consiglio. Questi sono i termini che ha usato, non ha usato dimissioni, ha usato ci sarà una nostra iniziativa per far sciogliere il Consiglio. Vi rimando alla questione di prima quando ho detto che chi dà le dimissioni non ha pensato. Prima ho parlato di nomine, ho chiesto se erano disposti magari a fare un ordine del giorno integrativo per poter gestire per poter associare l'altro che suona per il messaggio, per fare le nomine, per vedere se c'era la possibilità di fare le nomine non fatte dal commissario nel caso decidessero. Ha risposto che le nomine le può fare benissimo il commissario. No, quindi per lui noi dobbiamo fare l'ordine del giorno, quello previsto dallo statuto, e quindi abbiamo mandato già fuori l'ordine del giorno senza mettere la modifica del regolamento per gli indirizzi per le nomine, e aveva chiesto che cosa banale, che il Consiglio Comunale venisse fatto o in teatro o in piazza. Noi abbiamo già, per le ragioni che vi ho detto prima, confermato la scelta del Pier Giovanni Mecchia.